Questo programma è realizzato in collaborazione con Pallavolo Zafferana. Scuola di Pallavolo Rumi, a Catania e Gravina, corsi di pallavolo a partire dai 6 anni, attività motoria di base, corsi di preagonistica e agonistica. Scuola di Pallavolo Rumi, 45 anni di storia, ma sempre la stessa attenzione ai più piccoli. Per informazioni contattaci su WhatsApp o telefona al 346 6976 900. Buongiorno, buon sabato, buona pallavolo. Qua noi cominciamo già col sorriso, se non con le risate, che prima di iniziare il programma fra mia sorella, il regista, il tecnico, noi cominciamo a scherzare, quindi già io vengo qui ridendo. Allora, come sempre, diamo uno sguardo al countdown olimpico con 154 giorni, 3 ore, 24 minuti e 58 secondi alle Olimpiadi, mentre alle Paralimpiadi 187 giorni, 3 ore, 24 e 53. Quindi ci avviciniamo sempre più, anche se sembra un'enormità questo tempo. Vedete che a poco ci ritroveremo subito, così all'improvviso avremo le Olimpiadi addosso e sarà veramente un gran divertimento. Detto ciò, come sempre faccio presentare l'ospite in studio a mia sorella. Grazie del permesso. Oggi torniamo sul Lab Ambiente, Team Volley, e oggi abbiamo una giovanissima... Oddio, grazie. giovanissima dirigente, giovanissima mamma, Laura Rizzo, che ci racconterà un po' questa sua esperienza nel nuovo mondo della pallavolo. Infatti sì, in confronto a voi che siete due pietre miliari della pallavolo, io sono proprio un granellino di sabbia. È importante che ci sia qualcuno che continui sì, a lavorare, infatti, ma soprattutto che continui grazie alla passione che accomuna proprio anche voi e il vostro mondo. Infatti tutto è nato, personalmente è nato a maggio del 2021, perché siamo stati coinvolti pochissimo. Ho detto giovanissimo. Sì, post Covid, perché era proprio un periodo particolare. Siamo stati coinvolti, anzi no, per dire travolti dall'energia e dal trasporto del nostro super team manager Altavilla, che ha organizzato insieme alla società un corso per i CAS. Io ho una bimba che da pochissimo ha compiuto 9 anni, quindi era veramente molto piccola quando ha iniziato, e da lì è stato un amore, perché entrare nella palestra della Recupero è veramente entrare in una famiglia. Conoscere la prof Baldi. Infatti mi hai proprio anticipato, cioè si entra in questa famiglia, si conoscono i capofamiglia, che sono appunto il presidente Leo Garavagno e la moglie, la prof Ina Baldi, e immediatamente ti senti a casa. E da lì vieni stregata da questa meraviglia, da questo trasporto, perché cioè, si respira l'aria dell'amore verso questo sport. E da lì è nato proprio un rapporto di stima, di affetto, e mi hanno chiesto di aiutarle a supportarle nel settore giovanile, ed eccomi qua. Adesso vedremo in che modo sei coinvolta, qual è il tuo ruolo. Parliamo come sempre, dopo la prima presentazione dell'ospite, entriamo nell'ambito della Superlega, delle dolenti note a questo punto della Saturnia Farm Italia. Ormai ci siamo messi il cuore in pace, purtroppo
Non è andata come speravamo, come ci aspettavamo, lo sappiamo, si tratta soltanto di concludere, ci mancano soltanto 2 partite alla regular season, quindi non diciamo che ci stiamo trascinando un po', però purtroppo a risultato acquisito con la Saturnia definitivamente retrocessa, diciamo che non è tanto bello parlare, ma ne dobbiamo parlare. L'ultimo turno, quello di sabato e domenica scorsa, hanno visto l'ennesima sconfitta fuori casa della squadra di Bua. I ragazzi hanno perso 3-0 a Monza. Bisogna dire che proprio non c'è stata lotta, i parziali 17-19, 17, ma sapete, proprio era stata la partita subito dopo la retrocessione ormai diciamo sancita, per cui si capisce che tanta voglia di giocare, di fare tanto non c'è. Tutte le altre squadre invece stanno comunque lottando per stabilire, diciamo, la classifica che poi genererà e farà scaturire gli accoppiamenti per i playoff. E quindi brevemente guardiamo un attimo come è andata alle altre squadre. Padova perde in casa con Perugia 3-0, ma diciamo che ci sta tutta, come ci sta tutto il 3-0 netto dell'Itas Trentino contro il Modena, che veramente continua con questi alti e bassi, ma comunque con Trentino non c'è niente da fare. Invece c'è questo strano 3-2 della Lube Civitanova con Cisterna, comunque vincono, cioè perdevano i primi 2 set, poi diciamo che hanno regolato un pochino gli ingranaggi, e la Lube poi è riuscita a vincere e ad agganciare il Piacenza a 37 punti, e quindi a riagganciarlo al terzo posto. Milano-Verona un altro 3-0 che ha bloccato la cavalcata vincente di Verona, che aveva un sacco di partite una dopo l'altra vittoriose, e poi questo risultato ormai a salvezza acquisita del Taranto non ci interessa più di tanto, però fa scalpore, diciamo, fa notizia il fatto che a Piacenza il Taranto abbia vinto 3-2, va bene, 15-13 al quinto. Il Piacenza viene fuori da un momento un po' difficile con alcuni infortuni. O sono più concentrati sulla Champions? E sono concentrati sulla Champions, di cui parleremo brevemente anche dopo, assaporeremo anche noi questa atmosfera, diciamo, internazionale. Questo per quanto riguarda appunto il turno precedente. La classifica, che diventa a questo punto sempre più interessante, non certo per noi, perché l'abbiamo detto, siamo rimasti a 6 punti, proprio un disastro, però c'è interessante che c'è una lotta per il terzo posto fra Lube e Piacenza, sono tutte e due a 37, con un leggero vantaggio di set per la Lube, quindi queste ultime 2 partite saranno importanti per stabilire il terzo posto, ma anche ci sono ben 3 squadre a 33, e sono Verona, Milano e Monza, e anche lì in queste ultime 2 partite di regular season si vedrà un po' come si muoveranno. Ricordiamo che i playoff scatteranno mercoledì 6 marzo, e noi ovviamente, anche se senza la Saturnia, noi li seguiremo. Quindi tu lo segui, hai seguito la Superlega? Sì, sei andata a ho vedere portato le partite? anche infatti Viola a vedere una partita, il mitico Giannelli, perché vorrebbe il suo ruolo già definito, secondo lei. Palleggiatrice. È amante del palleggio, e quindi le piacerebbe tantissimo. Mi sembra un po' prematuro, però è giusto che i sogni vengano, se si può, assolutamente. Sì, abbiamo visto infatti una partita, siamo stati a vederla, ed è un'emozione veramente grandissima. Il risultato non è stato piacevole, però chiaramente che abbiamo sempre detto, che comunque appunto i genitori o le società di ragazzini che giocano a pallavolo avrebbero dovuto approfittare un in po' effetti di più, come hai sì, fatto tu, per venire a vedere Giannelli piuttosto che Zayzev, Micheletto, insomma. Sì, era un'occasione da non infatti, lasciarsi scappare. sì, anche perché magari vedendoli in TV non hanno lo stesso trasporto di vederli. Infatti lei stessa proprio era molto emozionata nel vederli dal vivo, perché lei li segue sempre in televisione, però chiaramente non è la stessa cosa. Non siamo
siamo riusciti a fare la foto con Giannelli, quindi è rimasta proprio, è stato veramente Questo un disastro, questo è stato terribile. terribile. Ma non ci sei riuscita perché c'era troppa gente. Troppa gente, sì, ho visto davvero. quando finiva la partita, si sono Sì, tutte sì, questo sì, gruppo sì. di Poi lui si è fatto Ma anche logico. attendere, quindi proprio è stato veramente difficile poterlo avvicinare, perché poi a un certo punto ovviamente è andato via e, Certo. ci hanno fatto uscire dallo stadio, non era possibile Non era più. E possibile. vabbè, dai, ci sarà un'altra Aspettiamo occasione. ora a vedere i playoff e poi ovviamente Infatti. scatterà la qualificazione olimpica. Sì. Quindi lei è una palleggiatrice, invece il tuo ruolo di dirigente qual è? Cosa fai? Io aiuto la prof a seguire il settore giovanile. In primis mi occupo dell'organizzazione, soprattutto amministrativa della società. Che è la cosa più noiosa. No, insomma, più che altro è anche difficile impegno È da da seguire. importantissima, non la vuole fare nessuno, Sì, diciamo che è un lavoro infatti, oscuro. anche perché abbiamo veramente tanti iscritti, quindi veramente seguirli, gestire il tutto diventa veramente un po' faticoso, però diciamo che con la passione si fa tutto e soprattutto mi è stato chiesto esplicitamente e quindi l'ho fatto con molto, molto piacere, insomma, anche perché è una grossa responsabilità e soprattutto averla avuta dopo aver conosciuto così da poco tempo loro, quindi mi fa onore, Certo, insomma. una grande fiducia, una grande infatti. responsabilità. Certo, Sì, no, sì. comunque si percepisce l'entusiasmo di chi è completamente nuovo all'esperienza, infatti. e quindi c'è bisogno di Di gente, di gente infamitare. no, certo, gente non ci ancora, vuole, non infatti ancora. effettivamente il mio entusiasmo Ma si ancora è proprio è percepisce, ancora si vivo, sì, percepisce. sì, Ma sì. invece adesso dall'entusiasmo e dalla poca esperienza, che è comunque un valore aggiunto della nostra ospite, invece come fotointervista, che poi fotointervista vedrete proprio non è, adesso andiamo a incontrare uno che di esperienza pallavolistica ne ha tantissima. Vedrete che è una fotointervista diversa dal solito, perché il tema che tratteremo con lui è molto molto importante e ci sembrava comunque opportuno parlarne, quindi fotointervista. Il nostro ospite di oggi per la fotointervista, che poi in realtà fotointervista non sarà, una fotointervista un po' particolare, è il mio grandissimo, io mi permetto di chiamarlo amico, Rodolfo Giobbe, conosciuto da tutti, Giobbe Giovenzana, fortissimo allenatore, fortissimo ex giocatore della Panini, grandissimo allenatore, e poi dopo ha fatto un sacco di cose con la pallavolo. Intanto lo salutiamo subito. Ciao Giobbe! Ciao Tiziana, ciao a Giobbe. tutti. Ciao. È un piacere enorme per me averti qui, ospite nostro, per un duplice motivo. Prima di tutto perché lo sai quanto bene ti voglio, lui è stato, lo dico per chi non lo sa, uno degli ultimi miei, diciamo, allenatori a fine carriera, che a fine carriera mi ha voluto come secondo palleggiatore a Modena, e per me è stato assolutamente Hai coronato un sogno, vedi, sogno. a fine carriera. Esatto. Ti ha consentito di coronare questo sogno. Di giocare C'era lì. tutto, Sì, Modena, Modena. lui, Sì. la Serie A, di più che cosa volevi? No, infatti per questo gli voglio tantissimo bene. Siccome praticamente così spulciando su Facebook mi è capitato proprio l'altra sera la notizia di una iniziativa, appunto, che Una delle tantissime che poi fa. possiamo, però allora intanto prima di andare sull'iniziativa, che è il motivo per cui lo abbiamo chiamato, volevo fare vedere un paio di foto di Giobbe, appunto, la prima di quando era giocatore, eccolo qua con la Panini. Tu sei il numero 7, giusto? 7. Numero 7, sì. Un ricordo dell'inizio della tua attività? Beh, la cosa più bella è che tutta la squadra era fatta da ragazzi di Modena. Sì. E quindi una cosa che è irripetibile, impensabile che possa succedere adesso. Ma comunque faceva sì che eravamo veramente la squadra di Modena. E eravamo quasi tutti ancora nelle scuole superiori, e quindi le scuole, i ragazzi delle scuole ci conoscevano, venivano alla... Chiedo scusa perché... Il bello della diretta. Sì, il bello della diretta. Che è successo? Ciao. Ha ricevuto una chiamata. Eravamo molto giovani e facevamo ancora le scuole, e quindi c'era un coinvolgimento
dei ragazzi, dei giovani della città di Modena incredibile, e da lì è nato tutto il mito della Panini, ecco, perché quando dicevi giochi a pallavolo, ma dove giochi? Nella Panini, la prima cosa che ti chiedevano era quella. Questo è il più bel ricordo. E qui sei accanto a Giorgio Goldoni, no? E noi l'abbiamo intervistato in un'altra delle nostre precedenti puntate, anche lui è stato nostro ospite, è stato anche bellissimo. perché noi ammettiamo, noi siamo cresciute col mito della Panini, avevamo la stanza piena, tapezzata, siamo venuti a vedere lo spareggio a Roma, cos'era il 72 mi pare, 72 con la Ruini, quindi per noi è sempre stato, siete stati la nostra ispirazione. Infatti io quando l'ho incontrato, poi lo raccontavo poco fa, Donatella, io ti ho incontrato personalmente la prima volta alle Universiadi di Sofia nel 77 e mi ricordo che eravamo in pullman e tu eri il capo no, perché cantavamo tutti una specie di canzoncina, adesso non ricordo, e tu eri quello che comandava appunto questa canzoncina, adesso non me la ricordo più, però ho questo ricordo così. Non ricordo nemmeno io, però bellissimi momenti, li ricordo veramente con una dolce nostalgia, davvero. Diciamo che siamo stati fortunati ad averli vissuti, certo, assolutamente. L'altra foto invece che ti voglio fare vedere è la foto insieme al tuo compagno di squadra storico che poi ti ha seguito in uno del primo dei tuoi progetti, forse da post giocatore. Raccontaci un po'. Sì, qua io ero andato a giocare nelle Dicuoghi, che erano i cugini della Panini, avevo finito io ho giocato nella Panini mettendo dentro anche l'attività giovanile per 15 anni, poi dopo sono andato a giocare alle Dicuoghi e Andrea era l'allenatore in quell'anno della Panini. E insieme nel 1985, erano quegli anni, abbiamo pensato di fondare una scuola di pallavolo, la prima scuola di pallavolo, perché il termine scuola di pallavolo a quel tempo non esisteva, lo coniammo noi e poi da quello che è stato la scuola di pallavolo Anderlini sono nate miriadi di scuole di pallavolo in giro per tutta Italia. Ora sono tutte quindi diciamo che anche nel nome siamo stati innovatori, se possiamo dire questo. Un qualcosa che abbiamo creato, un qualcosa che vada al di là, e anche il progetto che sto portando avanti adesso va al di là del fare pallavolo, cioè l'agenzia educativa reale è un mondo che deve essere impregnato di sociale, lo sport, e questo noi l'abbiamo iniziato nell'85 assieme a Andrea. Adesso tu hai fatto un accenno appunto a questo progetto del quale parleremo e del quale ci hai fornito anche un video, diciamo, esplicativo, riassuntivo, che non facciamo vedere per adesso, per il momento, soltanto prima diciamo un paio di cose, perché qui, come hai accennato tu, la pallavolo lo sport non è fine a se stesso, la pallavolo non è fine a se stessa, ma diventa un tramite, diventa uno strumento per fornire soprattutto ai ragazzi, ai più giovani, a quelli che diventeranno gli uomini di domani, fornirgli gli strumenti appunto per crescere e per criticare, per vedere in modo critico la storia, per cercare di non commettere gli stessi errori. Lo si dice sempre quando si parla del giorno della memoria, della Shoah e di quant'altro. Se ci vuoi un attimo anticipare le cose più importanti di questo tuo progetto. Allora, il progetto intanto si chiama Oltre la rete, oltre il muro, per non dimenticare, e quindi già l'oltre la rete, oltre il muro ti porta a pensare che la pallavolo debba uscire dalle palestre, debba andare oltre proprio la rete per arrivare a dei valori che non sono proprio insiti in quello che è il fare sport, ma che sono esterni. Quindi la pallavolo è strumento per avvicinare i ragazzi, in questo caso, al ricordo e al non dimenticare. E io credo che veramente, se lo sport vorrà essere agenzia educativa, dovrà prendere in considerazione veramente uno spazio largo. Deve uscire dalle palestre, deve uscire dai campi da calcio, dai campi da rugby, per andare oltre.
e cioè lo sport come strumento per educare ai valori dello sport, ma anche oltre il muro, oltre la rete. E quindi appunto nel concreto che cosa prevede questo progetto? Cioè il coinvolgimento dei ragazzi, ma in che modo? Sì. Allora, è un torneo, ma che non è un torneo, è comunque un viaggio che noi faremo, saremo circa 200, i ragazzi saranno circa 200 che dall'Italia si trasferiranno il giorno 28 o 29, diciamo il 28 di febbraio, a Cracovia, vicina ad Auschwitz e Birkenau. Quindi il torneo è un modo per avvicinare i ragazzi al ricordo e quindi andremo ad Auschwitz, andremo a Birkenau a visitare i campi di sterminio. Prima del torneo, prima del viaggio, sono già stati fatti dei momenti di preparazione ai ragazzi spiegando la storia, spiegando il perché andiamo a Cracovia, Auschwitz e Birkenau. Quindi non andiamo in gita scolastica, sì, andiamo a fare un torneo di pallavolo, ma il torneo di pallavolo è qualcosa che ci avvicina a dei valori ancora più alti. E quindi Auschwitz e Birkenau vissuti come momento educativo. I testimoni di allora, partendo dalla Segre che c'è ancora, pian piano finiranno per l'età che hanno, certo. E bisogna che i giovani prendano in mano il ricordo di questo, perché anche attualmente vediamo che non riusciamo ancora a vivere in modo pacifico. Russia, Ucraina, il Medio Oriente e poi tante altre guerre in Africa o anche in Sud America che sono anche poco conosciute, ma che portano a far sì che non si viva in pace, in una pace vera, in una pace serena, in cui la gente sia libera di vivere e di esprimersi. Esatto. Sono i valori a cui vogliamo avvicinare i ragazzi attraverso la pallavolo, attraverso il torneo che andremo a fare a Cracovia. Benissimo, allora prima di poi parlare ancora di questo, vediamo un attimo il video che avete creato per chiarire tutte cose, eccolo qua. Per non dimenticare, anche i giovani della pallavolo scendono in campo. Il progetto Per non dimenticare è un'esperienza sportiva collettiva con torneo di pallavolo, ma innanzitutto è un percorso educativo-culturale attraverso visite guidate alla città di Cracovia, del ghetto ebraico, del museo della fabbrica di Schindler e ai campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. Ricordare il passato è l'unico modo per avere un futuro e attraverso il volley è quello che cercheremo di fare. Il progetto si prefigge di coinvolgere gruppi squadra femminili under 16 e maschili under 17 di associazioni e società sportive italiane, polacche e di tutte le nazioni loro malgrado coinvolte nella terribile storia dell'Olocausto. Il progetto prende vita dalla fortissima necessità di ragionare su una vera risposta sociale e civile da dare alle guerre e ai conflitti, attraverso l'educazione alla partecipazione attiva dei ragazzi e la costruzione di un comune sentire di cittadinanza europea. La memoria degli avvenimenti del passato può farci comprendere il presente e migliorare il futuro. Penso che si possa usare lo sport, in particolare la pallavolo, come veicolo per ricordare e istruire le nuove generazioni su quello che è successo e che non deve più accadere.
ecco, il video diciamo che ha un po' riassunto tutto quello che ci avevi detto. Io ho sentito un'altra tua intervista relativa a questo progetto e mi è piaciuta molto anche la fase, diciamo, successiva, quella che tu chiami restituzione. Spiegaci meglio che cosa intendi con questo. Sì, allora il concetto di restituzione si basa sul fatto che i ragazzi che vivranno questa esperienza, al loro rientro, riporteranno il loro vissuto, le loro emozioni che hanno provato all'interno della società sportiva, ma non solo all'interno della società sportiva di appartenenza, ma anche nelle scuole. Cioè ogni ragazzo che chiaramente è iscritto a un liceo o istituto tecnico, comunque abbiamo chiesto ai direttori, al direttore, se c'era la possibilità di far sì che i ragazzi che vivono questa esperienza al loro rientro potessero riportare e restituire quanto provato e quanto visto ad Auschwitz-Birkenau. Allora abbiamo trovato veramente un entusiasmo da parte di tutte le scuole e quindi ci saranno dei momenti di restituzione, così io li chiamo, del vissuto all'interno di ogni singola scuola, per far sì che il ricordo, il non dimenticare e il ricordo diventi un patrimonio non dei singoli, ma un patrimonio collettivo, in particolare dei giovani. E quindi questo credo che sia molto molto importante. Una preparazione prima, andare ad Auschwitz-Birkenau a vivere un'esperienza e poi dopo questa esperienza rientrare e condividere le emozioni e il vissuto con gli altri ragazzi. Perfetto, io al di là appunto di tutto questo coinvolgimento, di tutta questa esperienza culturale e di crescita personale, io non vorrei che non si dimenticasse anche comunque la parte, diciamo, un po' ludica e sportiva, perché questi ragazzi comunque entreranno in campo, incontreranno i pari età di altre nazioni, vivranno anche un'esperienza dal punto di vista sportivo importante, perché se non sbaglio la finale, diciamo sempre puramente come posso dire, non fittizia, comunque la partita che comunque dirà chi ha vinto questo torneo parallelo a questa esperienza verrà giocata e verrà vissuta poco prima della finale della Coppa di Polonia, in quel bellissimo impianto con 15.000 spettatori, quindi un'esperienza all'interno dell'altra esperienza, no? Ma infatti, guarda, è un insieme di esperienze che comunque sono emozioni, e quindi a partire dal viaggio. Già io credo che proprio per esperienza personale ho avuto la fortuna con la pallavolo di viaggiare tanto, di viaggiare per tutto il mondo, e quindi sono consapevole che il viaggio, che entrare in contatto con diverse culture possa fare crescere tanto i ragazzi. Quindi a partire dal viaggio a quello che sarà il torneo, e quindi il torneo è un qualche cosa di serio, è qualche cosa che ci porterà ad andare in campo e mettercela tutta per avere il risultato migliore. Certo. E poi andremo a vivere le emozioni della storia, di quello che è successo ad Auschwitz-Birkenau. Quindi io, quando ho parlato con i ragazzi, ho detto: ragazzi, voi adesso vivete in un porto sicuro, avete la vostra zona comfort a casa con i vostri genitori, nella vostra città, quindi vivete in un porto sicuro. Quando inizieremo il viaggio, usciremo dal porto e andremo in mare aperto, e lì incontrerete delle turbolenze, incontrerete sicuramente delle forti emozioni che vi faranno pensare, vi faranno crescere, e quindi queste emozioni saranno il giocare, il viaggiare e il prendere contatto e prendere coscienza di quello che è stato. Tutto questo lo dovranno interiorizzare e far sì che diventi un patrimonio che li faccia crescere anche da un punto di vista diciamo morale.
diventino più uomini, perché tutte queste esperienze devono portare a avere degli uomini migliori, non solo dei giocatori migliori, ma degli uomini migliori. Maschile e Certo, femminile, sì, sì, no, maschile e femminile. Complimenti, bellissimo progetto, veramente invidiabile. L'ho trovata assolutamente encomiabile, bellissima, quindi vi auguro di fare questa esperienza proprio a 360 gradi. Mandaci ragazzi. qualche video. Se poi quando tornerete ti farà piacere parlarne ancora e raccontarci un po' come è andata, noi saremo felici di riaverti e di sentire come è andata poi nel concreto, nel vivo l'esperienza. Ben volentieri, se a voi fa piacere, a me farebbe piacere assolutamente fare una restituzione anche con voi. Restituzione, esatto. Anche a noi. Va bene. Benissimo, allora buon viaggio, buon divertimento, buona memoria. Complimenti ancora per la bellissima. Giobbe, grazie, ti voglio bene. Ciao. Grazie, ciao. Un bacione. Ciao a tutti. Ciao. Conclusa la nostra chiacchierata con Giobbe Giovenzana, Laura, che è qui con noi, voleva agganciarsi a quanto abbiamo detto sui valori dello sport e su quant'altro e dire appunto d'altronde chi meglio di lei, che è una mamma di una ragazzina di 9 anni, capisce e porta avanti questo discorso dell'importanza dello sport. Certo, infatti innanzitutto veramente commovente, perché io ricordo quando ero ragazzina, facevo un altro tipo di sport, però mi ricordo che il nostro slogan era lo sport è gente di sport, gente di pace, cioè proprio mi è ritornato in mente immediatamente un ricordo di quando ero piccola. Ed è proprio importantissimo quello che è l'unione tra lo sport e l'educazione che si fa in palestra piuttosto che nella vita di tutti i giorni, perché mi sono emozionata. Tranquilla, va benissimo. No, la prof è una persona che, ma anche lei, è da 50 anni nel mondo della pallavolo e come noi della vecchia generazione sicuramente ha sempre dato importanza ovviamente al risultato, infatti, ma soprattutto all'educare, perché proprio etimologicamente educare significa saper trarre fuori le potenzialità e le capacità di ognuno, e questo la prof veramente è unica proprio nell'insegnare ancora oggi a tutti gli atleti che ci sono in palestra, dal più piccolo all'ultimo. Poi l'inclusione, la voglia di gioco, infatti. Non lasciare nessuno indietro. È chiaro, quando poi si passa all'agonistica parliamo di un'altra cosa. Certo, quello ovviamente diventa appunto, il messaggio che deve passare come sempre. E chi, ti ripeto, meglio di te che sei una mamma giovane, una figlia giovane, infatti, può dire ragazzi portate i vostri figli, che sia pallavolo, pallacannuoto, certo, che devono essere fuori, anche perché mi viene in mente di pensare che oggi veramente i ragazzini giocano nella loro comfort zone a casa con la Wii Fit, con un manipolo, veramente ormai si è perso quello che era il bello del giocare fuori e in cortile, sbucciarsi le ginocchia e quant'altro. Allora, questo palleggio fra educazione, sport e poi invece lo sport con i risultati, parliamo della 3, del mio piccolissimo spazio che diventa sempre più piccolo. Ma io posso sempre subire questa lamentela, questa cosa, come devo fare? Vi rende uniche proprio questo. Ti ho scritto 3 pagine, quindi 3 pagine sole, quindi più pochissimo. Dai, A3 maschile. A3 maschile. Allora, il Modica vince a Casarano e fa il bottino pieno e lascia ai padroni di casa. Io leggo fedelmente, quindi voglio dire, non è che non ci metto niente di mio. Io ti do lo spunto, se poi tu non sei capace di andare oltre le 3 parole che ti scrivo io ci posso fare. Va bene, non ce la possiamo fare, altro per 50 anni che facciamo così. Dai. Vabbè, in effetti è netta la differenza in campo e permette ai siciliani di mantenere il 6° posto a 31 punti, mentre il Casarano è 9. Diciamo che il prossimo turno è impegnativo per il Modica perché gioca al Palarizza in casa oggi pomeriggio. Impegno casalingo? Ho detto o non l'ho detto? Non hai detto casalingo, hai detto solo impegno, senza casalingo. Vabbè, volevo accorciare il più possibile il mio intervento. Quindi? E attende la 4ª in classifica che si tratta della Forte Smart System Fano. All'andata in casa ai marchigiani il Modica uscì con una sconfitta piuttosto netta.
Oggi i ragazzi di Di Stefano cercano il ristretto. Prima o poi riusciremo ad avere il mister qualcuno di Modica che ci viene qua a trovare. Di Stefano. Vabbè, andiamo alla B1 femminile. L'Energy System ha riposato, Lab Ambiente ha perso 3-0 come da pronostico con l'Arzano che veleggia al secondo posto e quindi sta cercando di riagganciare il Chieti, e Lab Ambiente purtroppo viene risucchiata in basso a 9 punti nella zona pericolosissima. Oggi invece avrà uno scontro importantissimo in casa, no? Sì. Ospite. Sarà ospite, mi dici? Ma chi stiamo parlando? Ah, L'Energy System, ma lei! E vai, ce la posso fare! Se tu non vedi... Come sempre, se io non faccio le mie solite gaffes. Vabbè. Allora, oggi abbiamo una bellissima partita, l'Energy System Catania. Sarà ospite del Castellana Grotte. Ho detto, ho continuato a fare gaffe. Giusto. Oggi Lab Ambiente noi siamo in casa. Fare. Noi siamo in Lab casa. Ambiente perché in casa è Lab Ambiente che è in casa. Riprende la sua corsa. È ospite, ma se tu sei messa lì a controllare, io quello che combini tu sto in religioso silenzio. Ma io voglio tu pensi di essere assolutamente esente da gaff? No, però voglio lo stesso atteggiamento critico. Evidentemente se non mi dai fogli io non posso controllare. Ma perché io vado a braccio, mica leggo come. Va bene. Allora oggi giocate in casa, vero? Andiamo a farlo con Laura che è meglio. Sì, oggi giochiamo quindi in casa. contro il Fasano. La squadra è quarta e cerchiamo di vedere di raggiungere qualche punticino. Ma però hai detto l'Energy System alla fine che fa? L'ho detto, gioca fuori casa. Castellana Grotte, l'ho detto alle 17:30. Va bene. B2. Posso andare alla B2? No. Io questo spazio non lo voglio più. Perché? Perché mi mette ansia. Te lo leggi tu, io parlo di altre cose, non lo so. Continua, di pallanuoto. Non perdere tempo. Allora, la B2 femminile. Che è lunga, ci sono tante di quelle squadre. L'Alus ha perso in casa del Forte Caltanissette, il Cuscatania invece continua la sua buon momento e vince 3-0 con la Gioiosa Ionica, e Modica non lascia nessuno scampo a Vibo Valencia. La Volley Valle approfitta del turno casalingo e vince 3-1 col Palermo. Ovviamente, come sempre, il Catania Volley, che sappiamo che fa questo campionato credo con le Under 18, ha perso col Forte Reggio Calabria. Stiamo per finire questa cosa drammatica di oggi che praticamente mi ha creato uno stress. Velocissimamente il turno. Volley Valle ospita il Volley Messina. L'Alus Mascalucia va a Vibo Valencia. E in trasferta anche il Cuscatania della nostra Luana Rizzo, non facciamo confusione, fatta un sassolino di con dovrà dimostrare di meritare l'ottimo terzo posto. Catania Volley gioca a Palermo e continua a fare la sua esperienza ovviamente per i campionati giovanili. E infine il Modica va a Reggio Calabria, intenzionata a non lasciare punti, ma Reggio Calabria del nostro amico Cesare Pellegrino è forte, perché tra l'altro è quinto, quindi non lascerà vita facile. Scusate questo dramma di questo momento dalla 3 alla B2 che probabilmente per ovvi motivi verrà cancellato dal palinsesto della trasmissione. Ma non è vero, non so, se poi ti faccio parlare anche della Champions League. Ma non ci penso neanche. La Champions è cosa tua. Siamo ai quarti della Champions, tutte e tre le squadre italiane vincono, tutte e tre vincono. Diciamo che la Lube fa un bellissimo risultato in Turchia, ad Ankara, avevamo detto, mi pare che avevo controllato l'accento sulla seconda, ad Ankara, vince 3-1, sì. Nonostante l'ottima prova di Nimir, mentre un po' offuscato Gapet. Dice che c'è stata una splendida regia di De Cecco che ha permesso ai suoi di vincere diciamo, la prima partita all'esterno, perché fanno un doppio incontro diciamo in trasferta in casa, e poi ovviamente chi ha il miglior quoziente 7 o comunque chi ha vinto di più passa alle semifinali. Quindi loro già vincendo fuori casa 3-1 diciamo che hanno un mezzo passaggio di turno già in tasca. Trento vince in trasferta a Berlino 3-0 tranquillo anche lui, quindi si trova in buone acque. Un po' più difficile invece è per Piacenza, che vince in casa, però vince 3-2 con quella squadra impronunciabile. No vabbè, lasciamo perdere, perché sennò che comunque io ce la devo fare. Io ce la devo fare. Però dai, anche Jastrzębski
Bravissima. Zewski. Vince 3-2, però deve andare lì e deve vincere quantomeno 3-1 per passare il turno. Vi terremo aggiornati anche su questo. E a questo punto velocissimamente passiamo ai coriandoli. Ve lo annuncio, il coriandolo di oggi è un coriandolo, proprio coriandolo nel vero senso della parola, perché è brevissimo. Devo dare merito a mia sorella che stavolta l'ha trovato lei, me lo ha fatto notare, ed è molto molto bello. Riguarda un allenatore di basket molto particolare, in una gestualità tutta sua. Godetevi questo piccolo coriandolo perché è veramente esilarante. Si chiama Christopher Bess, sicuramente penso che sia il figlio dell'allenatore, vedete la sua gestualità, la sua mimica è spettacolare. Siamo qua in una scuola della Carolina del Nord, niente, solo gli americani sanno fare questo. Mi è piaciuto molto, me l'ha suggerito, ripeto, mia sorella, quindi merito suo, e merito suo anche quello di avermi bacchettato durante dietro le quinte, diciamo, quando nero a telecamere spente, perché non ho spiegato bene la questione del golden set nella Champions League, quindi lascio a lei la parola. È scorrettissimo proprio, veramente. No, siccome lei ha detto quoziente, in effetti sappiamo benissimo che questa cosa oramai non c'è più e c'è la regola, vige la regola del golden set, quindi qualora si andasse a parità di vittoria con lo stesso parziale si gioca il golden set. Golden set che cosa vuol dire? Un set solo, chi vince passa. Chi vince passa a 25 o a 15 questo set? 25, mi gioco il jolly, una figura, 25. Set a 25? Sì, quindi non è come il quinto del tie break. No. Sei sicura di tutto ciò? Sì, ti assumi la responsabilità? Sì. Va bene. Complimenti. Facciamo parlare Laura, guarda che veramente oggi... Allora, siamo in chiusura, prima di parlare, di presentare velocemente il prossimo turno. L'hai trovato il foglio? Sì, ho trovato disperatamente, pensavo di averlo dimenticato, quindi ce l'ho qua, il turno della Superlega. Le ultime due paroline con Laura riguardo presentare l'organizzazione. Sì, perché hai parlato proprio tu dell'inclusione. La nostra società proprio include dal piccolo bambino di 6 anni, perché è il nostro più piccolo a quest'età, fino al cinquantenne, perché noi abbiamo proprio un ventaglio di opportunità all'interno della società, perché ci sono sia i CAS, appunto i piccoli, che fino a 10 anni possono fare attività, poi le under che stanno appunto... Coprite quindi tutti i campionati? Sì, esatto. Noi tutti i campionati, sì, certo. Giovanili, sì, per quanto riguarda, sì, anche volevo arrivare anche agli adulti, perché abbiamo 25 iscritti di adulti che ancora non mollano, ma soprattutto non solo ex giocatori, perché sai, ex giocatori ci sta che vogliono ancora mettersi in gioco, ma anche chi come me da 2 anni ha deciso di fare pallavolo, perché ho sempre fatto sport completamente diversi, e la prof
ci insegna la pallavolo anche a 50 anni, perché veramente riesce anche a coinvolgersi. Sicuramente anche una cosa della prof è che lei è coinvolgente. Lei, è vero. Se tu arrivi a varcare la soglia della palestra, è ovvio che devi fare pallavolo. Assolutamente, in qualsiasi modo, ma ci riesce pure. E tu segui sempre tutti i pomeriggi, no? No, io seguo soprattutto il turno di mia figlia, e quindi cerco di aiutarla. Lei fa ancora i CAS, ha 9 anni, quindi sì, le seguo soltanto. Ne sentiremo parlare più avanti, allora. Sì, spero proprio di sì, perché è la sua passione e le passioni vanno coltivate. Auguri a te, buon lavoro come dirigente, come mamma e per tua figlia. Grazie mille, grazie a voi. Abbiamo anticipato la chiusura, però devo fare una cosa per la quale mia sorella mi odierà, forse non verrà mai più in trasmissione. Può essere, non è però io ho saputo in queste istanze per certo che il Golden 7 arriva a 15. No! Chi ha detto? Ti è arrivato un messaggio? Mi è arrivato. No, ma non ci credo, ho fatto questa figura. Se ti dico chi è stato, poi odierai anche lui. Francesco. No, è stato il nostro. Quindi siamo rovinati oggi proprio. A 15. Ma perché io ci sono andata a logica. Ora ammetto il mio distacco dal Golden Set, che non ritengo una cosa giusta, perché non puoi giocarti per giunta a 15. Vabbè, allora facciamo testo croce, chi vince perde. È vero. Quindi ammetto la mia ignoranza. Grazie Santi. A buon rendere. Allora basta, velocemente, già stiamo sforando come al solito. Ogni volta diciamo stavolta siamo corti, non ci siamo. Velocemente, oggi c'è un anticipo della Superlega, c'è Padova-Monza. Il Padova ormai è salvo, lo sapete tranquillamente. Tutti salvi, siamo non ha nulla da chiedere ormai alla classifica, mentre Monza sta lottando per un buon piazzamento e quindi dovrà fare il risultato. Domani le partite sono molto interessanti, sempre a livello per la conformazione dei playoff. Civitanova ospita Piacenza, in un vero e proprio spareggio per la terza posizione, sono entrambe a 37 punti. Il Taranto finalmente potrà giocare senza stress la partita, perché finalmente hanno raggiunto non hanno niente da aggiungere o da dare a questo campionato. Ospitano l'Allianz Milano, che invece ha bisogno di punti e quindi dovrebbe cercare di mettere sotto il Taranto, che almeno per soddisfazione, io spero sempre che perda. Tutto l'anno che spera che il Taranto perda. Speriamo che gli sia arrivato all'orecchio. Il mio obiettivo è sempre stato il Taranto sconfitto. Scontro al vertice bellissimo fra Perugia e Itas Trentino, è un vero e proprio assaggio di playoff, vedremo chi la spunterà in questo momento. A Cisterna arriva un Verona affamato di punti, perché abbiamo detto a pari punti col Monza, e Milano deve migliorare la sua classifica. Saturnia va a Modena, ma ormai non credo che non abbiamo più niente da chiedere. Non abbiamo niente da chiedere a loro, niente loro da chiedere al campionato, e dobbiamo ormai cercare di fare questo che loro si chiama switch, no? Quelli bravi dicono switch, e pensare già all'anno prossimo. Detto questo, vi saluto, sono veramente esausta, sto morendo di caldo. Basta. Grazie a Laura, grazie a voi, grazie Laura, grazie a mia sorella, grazie a è sempre un piacere vedervi insieme. E buona giornata a tutti. Ciao ciao. Ciao. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con Pallavolo Zafferana. Scuola di Pallavolo Rumi, a Catania e Gravina, corsi di pallavolo a partire dai 6 anni, attività motoria di base, corsi di preagonistica e agonistica. Scuola di Pallavolo Rumi, 45 anni di storia, ma sempre la stessa attenzione ai più piccoli. Per informazioni contattaci su WhatsApp o telefona al 346 6976 900.